Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una live del vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto il titolo, parleremo delle parole di potenza e l'unica parola di potenza che il Marietto può darvi in questo momento, l'unica parola di potenza che può dare, fatevi scorte alimentari. Lo ripeto, impariamo una nuova parola di potenza, una parola di potenza per la vostra sopravvivenza. Fate scorte alimentari, perché da come avete visto la situazione in Europa, ma solo in Europa stiamo vivendo questa situazione catastrofica. Nel resto del mondo vanno avanti con i loro problemi, che chiaramente in alcuni casi saranno difficili. Noi europei non siamo abituati come i russi, perché voi dovete pensare che la Russia è immensa. Per darvi un'idea, l'Italia è la metà dell'Ucraina e la Russia ha invaso più di un quarto dell'Ucraina e sta distruggendo sistematicamente le città. Praticamente molte città sono tornate nel Medioevo, non hanno più luce, corrente, nulla hanno più. Quindi, cari amici, stiamo uscendo da una situazione catastrofica che è il Covid. Ha tolto il 25% con l'euro e il Covid, il 25% del nostro comparto industriale. Abbiamo una situazione di boom non economico, come dicevano alcuni economisti e ministri di 6 mesi fa, ma come diceva il Marietto, avremo 14 milioni di nuovi poveri. Ma allora per fare questo anticipiamo i tempi. La parola di potenza è fate scorte alimentari, fate scorte di qualsiasi tipo. Non pensate che domani andrà meglio, lasciate stare i nueggiani che tutto andrà bene, sono tutte pifferate, perché già dal 2012 il Marietto lo spiegava che il salto quantico non esiste. Se va avanti così, molti italiani, già che sono in indigenza, faranno il salto del pasto. Quindi a tutte quelle persone che ascoltano il Marietto, lo seguono, guardate questo sigillo di Mosè che metto a video. Questo è importantissimo per gente che ha ad esempio case, terreni, ha una famiglia, insomma questi sigilli di Mosè sono molto importanti, oltre chiaramente al ciondolo. Il ciondolo è importantissimo perché a livello vibrazionale eterico tiene lontano le persone, anche quelle ostili italiane, perché come già spiegato in altri video, ricordatevi che ci sono dei sarmadi che si sono rincarnati in corpi col passaporto italiano. Quindi fra un po' arriverà di nuovo una situazione catastrofica che in confronto al Covid sarebbe stata una buca per strada. La gente che si è fatta vaccinare per 3 volte, molto probabilmente dal 2023, visto che il Covid, cioè scusate, il vaccino era sperimentale, incominceranno a capire che c'era qualche cosina che non andava, proprio perché non si era mai sperimentato prima e non si era mai testato in modo sicuro il vaccino. Quindi avremo una situazione di persone che avranno patologie che ancora oggi non si conoscono, una crisi alimentare, perché voi dovete pensare che sia l'Ucraina, la Bielorussia e la Russia sono i più grandi produttori di fertilizzanti e in questo momento l'Ucraina non può esportare né fertilizzanti né grano. Vi ricordo, come detto prima, che l'Ucraina è 2 volte di superficie l'Italia ed è 100.000 km quadrati più grandi della Francia. Quindi stiamo parlando di dimensioni che anche noi italiani non riusciamo a capire. Quindi, cosa avverrà nei prossimi tempi? Prima di tutto, situazioni catastrofiche per persone che hanno fatto 3 vaccini, per il semplice fatto che non lo dice Marietto, ma basta aprire il giornale e ci sono fior di giovani che hanno delle patologie importanti. Secondo, avremo una crisi economica importantissima e lo vediamo già adesso quando andiamo a fare il pieno di benzina, fra un po' lo vedremo a pagare le bollette del gas e via dicendo. In più, la situazione sarà ancora grave, se non più grave, dal fatto che ci saranno 15, e lo ripeto, 15 milioni di ucraini che usciranno e stanno uscendo sistematicamente dall'Ucraina e la loro moneta fondamentalmente non vale niente, carta straccia. Quindi che cosa vuol dire fondamentalmente? Che sono senza nulla e hanno un'istruzione a livello europeo e quindi avranno anche delle pretese. Quindi che cosa vuol dire? Che saremo invasi non da 15 milioni di persone poverine del Nord Africa
disperati, saremo invasi da persone qualificate che non avranno nessun tipo di soldo e quindi abbasseranno in un certo senso la possibilità di un indigeno di trovare lavoro per il semplice fatto che sarà una concorrenza importante. Quindi la situazione sarà estremamente pesante. Il vostro maledetto veneziano vi consiglia di prendere questo, di acquistare del decano maledetto veneziano questo sigillo di Mosè per la protezione della materia. Ricordiamoci che comunque l'esercito dell'Est non si fermerà, andrà avanti. La prossima sarà la Polonia. Quindi la parola di potere del vostro marietto, fate scorte, perché il tempo è galantuomo. Va bene? Ci sentiamo al prossimo video.